Come è possibile che una terapia online possa darti del beneficio sul dolore fisico? Ti aspetterai che un fisioterapista, un laureato in fisioterapia, ti metta delle mani addosso con delle manipolazioni, dei massaggi, magari dell'esercizio terapeutico, quindi sempre dal punto di vista fisico, che ti guidi su un percorso fisico per curare il dolore cronico. Bene, oggi sappiamo che in realtà questo funziona nella minoranza dei casi. È vero, ci sono persone che migliorano con l'esercizio terapeutico, ma la maggior parte hanno bisogno di un percorso più mente-corpo, mirato quindi alla psicologia, al nostro comportamento, ai nostri pensieri. In altre parole, mirato al cambiamento di quei percorsi neuronali, dal mente al corpo, che ci stanno andando a proteggere inconsciamente. Quindi ci sono delle ansie, delle paure, delle rabbie all'interno di noi, anche se non ti senti arrabbiato, anche se non ti senti impaurito, ci sono dei percorsi all'interno di te, inconsci, dei trigger che viaggiano alla velocità della luce, che ti fanno reagire a certe situazioni. Ti fanno reagire principalmente al dolore, ti fanno reagire a delle situazioni all'esterno di te, magari nel lavoro o nelle relazioni, che non stai vedendo. E non stai vedendo questa connessione tra emotività e dolore, tra carattere e dolore persistente. Quindi non ha veramente importanza dove senti il dolore, ci potrebbe essere del post-trauma, ovviamente magari un intervento chirurgico che poi continua da quel punto di vista a far male magari il ginocchio o il collo o la schiena, quello che è, e tu pensi, cavolo, ho qualcosa ancora là, cosa devo fare? No, c'è semplicemente da riprogrammare quel messaggio che il dolore ti sta dando oggi. E la programmazione è attraverso esercizi di neuroplasticità, mentali principalmente. Quindi parliamo di fisioterapia della mente, ok? Mente e corpo però sono collegati. Spero di averti dato un po' più di chiarezza sul come fare terapia online attraverso degli esercizi mentali e che vanno sulla tua consapevolezza, ok? Se hai delle domande in particolare scrivimele perché sono curioso di sapere quello che i miei visitatori non sanno di questa pratica mente-corpo.